stiamo per preparare il rame. Gli ingredienti sono le mandorle macinate arrostite in forno, la farina, la cannella e lo zucchero sciolto. La dose è sempre quella, 250, 250, 250, sembra. Poi un po' di cannella e lo zucchero sciolto e un pizzico di lievito. Zucchero, farina Sì, è questo. Stiamo facendo una dose un po' più simbolica per tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV. Sì, abbiamo fatto una cosa in piccolo proprio per fare la presentazione di queste cose, per far conoscere agli altri i nostri dolci che prepariamo quasi tutto l'anno, nelle occasioni. Queste sono proprio che più tradizionali che antiche, che ora si vanno rimodernando le cose, però queste si fanno sempre, sono sempre di piacere. Erano indispensabili per i matrimoni. Anzi, aggiungo un'altra cosa, che prima, quando si facevano i matrimoni, si preparava il matrimonio, la famiglia, quando faceva questi dolci, ne prendeva un pezzettino e lo distribuiva ai vicini. Ai vicini di casa. Per l'augurio degli sposi. Chiamavano queste cose non una ragazzina della strada e spendeva questi dolci così crudi a casa, questi il rame. A volte in un pezzettino di carta fina e si spendeva a tutti i vicini. Zucchero e acqua sciolta. Acqua pochissima, zucchero sciolto. Che una ci può aggiungere, magari si diceva, ma se no se dopo viene un muore, ci metterà la farina e poi viene più buona. Devono essere proporzionate le cose. Se ce ne va, c'è in giro, un pochino di acqua. Ci vuole l'acqua, aspetta. Ecco, perché siamo di questo? L'acqua fredda però ci vuole calda un pochino. Eventualmente si può aggiungere quindi un po' di acqua tiepida se serve. Ci mette tiepida, ora che l'abbiamo fredda, ci mettiamo fredda con stesso. Ma voi continuate a preparare questo dolce quando? La maggior parte per Natale, per l'occasione, in qualche compleanno, per la comunione, la cresima, in tutte le occasioni. Quando non viene da suderio, va? Pure se uno deve fare un regalo in un vassoietto, li mette. Ci vuole. Si deve mescolare fino a quando? Così, fino a che si bella morbida, bella morbida. Due cugine che hanno lo stesso nome e lo stesso cognome. Cigere Oliboria Maria. Lei è di Angela e io di Paolo. Però la nonna l'abbiamo in comune, quindi siamo tutti e due Libori. Ne abbiamo altre 3 cugine Libori, perché i fratelli erano 5, ce n'hanno una in famiglia e quindi siamo 5 Libori. Ora uno purtroppo è morto. Con lo stesso nome e con la stessa passione per la cucina e per i dolci, entrambi per i dolci? Tutti ci adattiamo. A Castel di Luce ognuno fa la sua parte, non ce n'è. È raro qualcuno che non lo sa fare, ma per la maggior parte li facciamo tutti a casa, ognuno. Ma i giovani continuano a fare i dolci della tradizione? Sì, i giovani un po' meno, i giovani un po' meno. Come ho detto prima, hanno più da fare con i telefonini. Altre cose, ci sono le mamme che le preparano e quindi loro li mettono nel pescone di farina. Lanciamo allora l'invito ai giovani di guardare questo video, di imparare. E continuare le tradizioni perché non vadano perdute, è un peccato. Sono buone, sono più economiche perché una che le fa fare, li compra, li può trovare pure nelle pasticcerie, però non è lo stesso quando non se le prepara da sé. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio, speriamo che riescono buoni. E allora amici, intanto fateci sapere da dove ci state guardando, condividete il video e lasciate un saluto per la signora Liboria e qui per l'altra signora Liboria. A che punto siamo? Ora dobbiamo fare i modelli, i fiorellini per metterli nella teglia e rinfornarli poi. Mettiamo un po' di farina e mettiamo un po' a farlo. Facciamo vedere quindi la consistenza. Magari che si chiudono lì non ci fa niente. Quindi anche se sono più duri. Però siccome si induriscono subito, asciuga un po'. Quindi è meglio farlo più morbido e quindi poi... se no vengono poi pure.
Vediamo la tecnica che la signora Liboria utilizza, quindi. Ora tagliamo poi un pezzettino, a pezzettino a pezzettino e facciamo... Questo si chiama pastone, facciamo un pastone e poi una taglia. Poi facciamo un pezzettino, si fa la palla e si modella. Così. Ci facciamo vedere che ha visto. Così. Potevo fare anche un misurato giusto, ma stavolta mi sbagliai a misura. Allora ci facciamo un bottonino in capo e suoniamo questo. Così. Voi continuate a fare anche tutta d'occhio, no? Oggi abbiamo utilizzato un po' la bilancia, però voi fate tutta d'occhio. Ammazzo come i cavolo ammazzo. Ammazzo. Tutto fa brodo alla fine. Possiamo utilizzare anche lo stampo? Sì. Le stampe c'è su ora, prima non c'erano le stampe, quindi c'era essere in mano per forza per fare. Ora c'è sui stampini, ma cucina non approfitta che sa, ma io manco no, io da là. Vediamo la signora Liboria come lo fa, senza stampino. Intanto fateci sapere da dove ci state guardando. Buongiorno, buongiorno che ci vede. Buongiorno. Diciamo dove si trova Castel di Lucio. È un paesino arroccato sulla montagna. Sopra il livello a 750 metri a livello del mare. È un paesino di montagna, un paesino tranquillo, c'è la bella aria. Prima si facevano pure, ora ce la facciamo qualche cosa di che L'ho fatta io. Ah, Quindi la forma può essere diversa? sì. Questi sono i mannoletti. E poi ora C'è un'altra ramuzza, un'altra maniera, che prima facevano così. Quindi sta facendo il simbolo della Trinacria. Questa si fa pure così. Si facevano tanto modello, eh? Quindi già il simbolo della Trinacria lo si faceva anche Sì, da tanto anticamente, tempo. Anticamente. sì, sempre se ne fa. Tanto in forno la pasta secca. Quanti minuti, signora Liboria? Forse 10 minuti, ancora sono Circa bianchi. 10 minuti a forno alto? Sì, 180 ora l'ho 180. messo. Prima dovevamo montare con l'uovo l'anno. Prima Non si- era prima cartaforno. Quindi prima come si faceva? Si ci montava l'uovo, che pennelli, non manco pennelli c'erano. Quindi con le penne della Delle gallina si galline. metteva l'olio nella teglia. Sì. Oggi invece Oggi c'è la cartaforno e Sì, si con pulito. le penne nelle galline si passava l'olio nelle teglie. E poi la chiara. E pure per la chiara, non c'erano i pennelli e si usavano le piume di gallina per spennellare e passare la chiara nei dolci. si era molto felici anche se c'era tanta fatica una volta. Sì, c'era più unione soprattutto. Pure più obbedienza con i genitori, erano più obbedienti. Si scandava magari la sera una quando sapeva che aveva madre, non io menina che avevano papà. Ora non si scandano proprio, furrino, che sa la notte con io. Ma è vero che una volta si dava del vassia ai Ma genitori? sì, sa benedica. Sa benedica. E poi sì. Questi sono gli ultimi, allora facciamo vedere. I rami. I rami. I rami. Questi erano proprio più principali. La base principale era questa. Quindi E i rami allora, non mancavano mai. no. Ma perché erano i più buoni, i più belli? E magari sono pure forse più economiche o più semplici da fare. Così. Non ci sono Ma tante. per i matrimoni si facevano questi, sì. Voi avete imparato dalle mamme? Sì, noi sì. Sempre sì. Tutte cose prima di mamma si imparano, non è che se non fanno i madri, i figli non possono imparare. Ma ora magari che i mamma fanno, i figli ci interessa più. A che età avete iniziato a collaborare in cucina? Da sempre, da quando dal senso della regione facevamo la nostra parte, pure babbiare, pure compagnia non buona, ma ne facevano fare quando non imparavamo. Quindi già a 7-8 anni aiutavate in cucina? Capur. Tutte cose. La prima volta che ha fatto il pane in casa, se lo ricorda? Sì.
io facevo pure a mia zia che aspettava sua figlia e io facevo pure io. Però poi un banava ida che io era carcere non sapeva impanare. Un bastava una maida, che tanto avevamo una maida, facevamo un bastato grande, no? Ora ne facciamo 1 chilo, ma tanto facciamo 10 kg, 15 kg, un bastato chilo. E poi mettiamo una cartella, che c'era la cartella fatta apposta per mettere il pane. Ora c'è un frigorifero, anzi si mantiene pure più morbido, più buono. Ma tanto era buono sempre. Ora se il pane domani non è buono più. Questo è un biscotto. Ora facciamo arrivare a Trinacri, a Sicilia. Sono pronti. Sono pronti da mettere in forno. Assaggiatelo. Quali sono gli ingredienti? Lo ricordiamo velocemente prima di mettere in forno? Allora, 1 chilo di mandorle, 1 chilo di zucchero sciolto nell'acqua, nella pentola, Un po' di acqua. con pochissima acqua, e poi un po' di cannella e un pizzico di lievito e la farina. Siamo pronti per metterli in forno a circa 180 gradi per un 10 minuti, 15 E abbiamo massimo. concluso anche questo. La ricetta è pronta per fare. Circa pure 10 minuti, 15 massimo, sempre a 180. E questa invece è la pasta secca che abbiamo La appena pasta secca. uscito dal forno. Sì. Un dolcino molto bello che troviamo Non si può ancora, mangiare, come non si può pigliare. utilizzato in tante pasticcerie. Ci vuole un po' di fatica, ma voi siete felici quando Però poi fate Sì, sono queste sì. cose. Quando riescono E passa bene, la una è più contenta, no? È arrivato il momento dell'ultimo ritocco che si fanno sopra i rami. A chiara, metterci a chiara. chiara. Che sono il bianco di uovo e lo zucchero a velo. l'albume e lo zucchero a velo. Ogni 100 grammi di zucchero, un bianco di Un uovo. bianco d'uovo. È bello battuto, E poi beh, battuto con lo sbattitore elettrico Oppure- e poi Pure a se- mano, oppure a a mano, mano, quelli antichi li sempre facevano a con mano, con li facevano a mano E tanto sempre da un lato. e poi perché si magari- decora con la diavolina. E poi ci mettiamo No, questi sono appena usciti dal forno. Sì, Questi sì. sono appena Ormai usciti dal sono forno. freddi, li possiamo Sono- completare. Quanta cottura? 15 minuti al forno statico a 180 gradi. E adesso completiamo questo dolce, Sì. che è già bello così, ma diventerà ancora più bello. Beh, però Più bello, quello è poi. l'ultimo ritocco è quello. Ora ci metti l'acqua e ci metti la diavolina. Vengo a fare il pennello. Ora facciamo con il pennello. Prima si travaglia si faceva pure che penne di gallina. Quindi con le Piume di gallina. piume di galline si utilizzava, Quindi gallina uguale a piume di gallina. Specifichiamo. si metteva l'olio Perché in non penna, c'erano si- i pennelli. Ora ci sono i pennelli. E quindi tutto l'ora le galline ci lo ha. Ora ci mettiamo un pochettino di diavolino. Mia mamma lo voleva sempre messa così, no? A pizzichetto. in maniera quindi ordinata. Sì, No, alla pazza. alla pazzeria. Io ora sto a dire che pazzeria, che magari. Quindi questa è un po' la glassa che si utilizza per i Sì, dolci sì, pasquali sì, anche. sì, 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 anche per i cudureggi, quelli che... Che di questo mi dà era questa pure la stessa chiara che prepariamo tutta una volta. Ma ecco, prima ogni piccola cosa era una gioia, festa per noi. Ho fatto asciugare la glassa nel forno ed è il prodotto finito, i rami completi. Si possono gustare ora. Ah, quando è freddo, non Quando era su caldo, si- ma se no si brucia. Eh,